giornata importante oggi a Cattolica Eraclea, finalmente si conclude il processo per la stabilizzazione dei 29 lavoratori che lavorano presso il comune di Cattolica. Sì, è una giornata storica oggi per Cattolica perché vengono stabilizzati 29 precari dopo circa 30 anni di precariato, quindi grazie alle leggi regionali siamo arrivati proprio che abbiamo dato l'indicazione per la stabilizzazione, quindi ci sarà una serenità per i lavoratori e una serenità per le famiglie, perché ci sono famiglie che vivono il reddito e sempre con il dubbio a dicembre se c'era la proroga o non c'era la proroga. Quindi auguro a tutti i lavoratori e spero che si spenderanno per questa comunità. Quindi parliamo di questo processo di stabilizzazione portato avanti, sollecitato anche dalla Regione. È un processo di stabilizzazione che si è protratto nel tempo per diversi anni e che finalmente la Regione con delle leggi ad hoc ha permesso ai comuni di poter stabilizzare tutto il personale precario con spesa in percentuale a dire vero a totale carico della Regione, così come in passato, per cui abbiamo provveduto a stabilizzarlo nelle categorie di loro appartenenza. Sono una precaria e oggi si sta concludendo un percorso iniziato nel 1989, dopo circa 30 anni di precariato, e grazie alla sensibilità di tutte le amministrazioni e in ultimo dell'amministrazione in carica che ha dato le direttive ai capi area di portare avanti questa stabilizzazione per raggiungere un obiettivo di dare serenità a 29 unità. Certo, c'è dietro un grandissimo lavoro fatto dallo staff dei capi area che ha nominato il sindaco, il segretario generale e tutta la nostra collaborazione. Sono stata da sempre, mi sono occupata dell'ufficio personale, per cui la sto vivendo come una cosa personale propria. Ci siamo sempre impegnati nell'ufficio con tutte le amministrazioni che si sono avvicendate sempre perché almeno potessero avere tutte le proroghe, avere in tempo utile i finanziamenti, non far mancare mai lo stipendio, poco ai dipendenti. E per cui diciamo... Un traguardo importante oggi per Cattolica, no? Molto, è veramente un bel traguardo che non deve essere visto come un traguardo ma come un trampolino di lancio, perché devono dare di più e dimostrare l'attaccamento al lavoro come hanno sempre fatto fino adesso, migliorarsi sicuramente perché ancora devono dare molto al comune di Cattolica e alla cittadinanza tutta che si aspetta le risposte, che aspetta risposte dal comune.